Football americano. Vittoria di l'Elephants Reggio Emilia contro l'Hogs per 28-35. La squadra etnea è terza in tale Serie A. In tale campionato di football americano a 9 giocatori, i Cardinals Palermo vincero 0-89 a Cosenza contro i Soc Wolves e sono primi di suo gruppo. Il derby siciliano tra Caribedes Messina e Elephants Novi finì con la vittoria di Catanesi per 8-20. Vediamo ciò che succede invece dalla Serie A2 nel suo servizio. Sabato 28 aprile gli Sharks Palermo giocarono la sua prima partita in casa del campionato di Serie A2 della FIDAF, la Federazione Italiana di American Football. Dal velodromo borsellino riceverono agli Saints di Padova. Non ci fu storia, gli squali palermitani vinsero per 20-7 correndo per 195 yards contro le sole 24 dell'attacco padavino, che ottenne però 155 yards di passaggi contro le 61 delle palermitane. Nello primo quarto furono gli Sharks a segnare per primi con il corritore Fabrizio Catalano e la conversione di un punto di pari da Zappalà. Lo secondo quarto risultava lo più interessante. Dopo le 3 punte di un field goal di 27 yards di Zappalà, lo Santo Donati riceveva in touchdown grappendo a rere la partita. Ma con una spettacolare giocata Fabrizio Catalano ritornava lo seguente kick-off direttamente in touchdown dopo 84 yards, astutando l'entusiasmo della squadra veneta. L'altro 3 punti li segnò Luca Cusimano con un field goal dallo quarto quarto. A fine partita diverso lo stato d'animo dell'allenatore delle due squadre. La partita fu molto difficile, al finale abbiamo intercettato, Agnè del succo e finiva Dio! Sogni chi, un'altra volta, imperare un'altra volta e intorno a cá si vittoria. Football americano. In tale Serie A, l'Elephants Catania vincero in casa per 44-24 contro i Demons Cernusco sul Naviglio e sono ora secondi dalla classificazione. In tale Serie A2, gli Sharks Palermo perderono 15-0 a Roma contro i Grizzlies. Football americano. Domenica 13, l'Elephants Catania batterono in casa per 65-41 gli Warriors Bologna e li sopragnarono nella classificazione della Serie A1. Ora la squadra catanesi è prima in solitario a 3 giornate dalla fine della stagione regolari che invece si conchiudono in tale campionato di football a 9 giocatori. I Cardinals Palermo, vincendo fuori casa per 34-6 contro l'Elephants Novi, si assicurarono il primo posto del suo gruppo. I Caribedes Messina vincero per 58-6 contro gli Sauc Cosenza. Football americano. Nella Serie A1 l'Elephants Catania confermano il primo posto nella classificazione con la vittoria fuori casa di domenica 20 contro i Marines Lazio, 42-57 il risultato. Nella Serie A2 gli Sharks Palermo perderono in casa contro i Briganti Napoli per 16-22. Football americano. Elephants Catania sempre più soli in testa alla classificazione della Serie A1 dopo la vittoria in casa di domenica 27 contro i Lions di Bergamo per 42-27. Nella Serie A2 gli Sharks Palermo vincero in casa 17-12 contro i Frogs Legnano. A cominciare i playoff del campionato di football a 9 giocatori. Per l'Elephants Novi e per i Caribedes Messina eliminazioni nel primo turno con 2 sconfitti fuori casa. Football americano. L'Elephants Catania conchiuderono il primo posto la stagione regolare della Serie A1, perdendo in casa domenica 3 contro i Lions Milano per 14-41. Ora aspettano i risultati della wild card per conoscere contro cui hanno a giocare in tale semifinali. Gli Sharks Palermo vincero sabato 2 a Udine contro i Draghi e domenica 10 si giocano il primo posto del gruppo e il passaggio ai playoff nell'ultima partita. In casa contro gli Highlanders Venezia. Vediamo nel nostro servizio ciò che succede invece nel football a 9 giocatori.
Dallo stadio di baseball di Via dell'Olimpo, sabato 2 di giugno, i Cardinals Palermo a cominciare la sua avventura nei playoff del campionato italiano di football a 9 giocatura con una chiara vittoria per 46 contro i Black Hammers di Ostia. La squadra palermitana è una formazione che non pare avere punti deboli e dimostrava la sua forza tanto in attacco come in difesa. I 6 metri dei Cardinals li segnarono Ignazio Spinelli, i primi due con due corsi di 14 e 25 yardi, Nicola Lombardo con intercettazioni ritornata per 20 yardi, Nicolò D'Amico con una corsa di 10 yardi, Benny Maltese con una ricezione di 20 yardi e Manfredi Re con una corsa di 7 yardi. 4 li punta di Kicker Rizzo. Gli ostiensi si presentarono senza lo quarterback titolare e presto si sciuppiò pure lo secondo. Nonostante questi problemi onorarono la partita insieme all'ultimo, segnando magari un touchdown con una corsa di Marco Cirilli. Chissà le dichiarazioni dell'allenatore assistente degli Black Hammers Marco Patera e del direttore sportivo degli Cardinals Giulio Ventura. Decisamente è stata una bella partita e grande accoglienza da parte dei Cardinals. E noi siamo venuti qua, non ci interessa il risultato perché siamo venuti qua con l'attrezzi di lavoro che ci avevamo noi e troppa soddisfazione arriva fino qua. Niente, come dice un amico mio, chi c'è, chi non c'è non serve. Oggi vincemmo una bellissima partita contro gli amici di Ostia. Cavinni e Rocca erano picca, grande onore a Iddi, ma vincemmo un altro. Fra 2 settimane venite tutte qua a vedere la prossima partita, la semifinale di Palermo Cardinals. Football americano. Domenica 10, gli Sharks Palermo vincero l'ultima partita della stagione regolare del campionato di Serie 2 e si classificarono per giocare i playoff. In tal velodromo Borsellino batterono le Landers Venezia per 28-21. Football americano, domenica 17 a Cinisi, finì il campionato di Serie 2 per gli Sharks Palermo, che perderono il quarto di finale contro i Barbari Roma per 0-7. La stessa domenica si giocava in Palermo pure il quarto di finale del campionato di football a 9 giocatura, che stiamo vedendo in tale immagine, tra i Cardinals e l'Eagles Salerno. La squadra palermitana vincì per 34-16, classificandosi per la semifinale, come aveva succeduto magari l'anno passato, ma stanno i Cardinals sperano di migliorarsi e arrivare alla finale. Football americano. Grande domenica, chi da il 24 di giugno per gli squadri siciliani, che conquistarono il passaggio agli rispettivi finali. L'Elephants Catania vincero in casa contro i Giants Bolzano per 30-27 e si giocano il titolo di massimo campionato di football americano contro i Panthers Parma. In tale campionato di football a 9 giocatura, i Cardinals fecero una grande partita che stiamo vedendo in queste immagini, battendo in Palermo i Patriots di Bari con il risultato di 53-16 e staccarono il biglietto per la finale di Torino. Sentiamo ciò che ne disse l'allenatore americano di Lui Baresi. That we played against a great Cardinals team today, that they showed why they were the best team in the South this year. We played as best and as hard as we could, but today is just the day that we got beat by a better team. I Cardinals di Palermo conquistarono lo scudetto, vincendo sabato 30 di giugno la finale del campionato italiano di football americano a 9 giocatura. A Torino batterono i Billies di Cavallermaggiore con un punteggio di 33-19. Il quarterback palermitano Nicolò D'Amico vincì il premio come meglio giocatore della finale. I Cardinals concluderono la stagione senza aver mai perduto manco una partita. Football americano. Sabato 7 si giocò a Varisi la finale del campionato italiano di football americano tra i Panthers Parma e l'Elephants Catania. I catanesi fallerono per il secondo anno consecutivo la possibilità di diventare campioni d'Italia, perdendo con il risultato di 61-43. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!